Lampedusa, Saline di Priolo, Saline di Trapani e Paceco, Fiume Pollina e Pantano Lentini. Sono queste le 5 aree naturali siciliane per le quali sono stati finanziati da Roma altrettanti progetti prioritari di ripristino ambientale, complessivamente per oltre 13 milioni di euro, con l'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente, è stato approvato il finanziamento delle proposte presentate dall'assessorato regionale al territorio e ambiente, finalizzate all'attuazione in Sicilia del regolamento europeo sul ripristino degli habitat naturali. Per la riserva naturale dell'isola di Lampedusa è prevista la riqualificazione naturalistica della costa meridionale, la ricostituzione della vegetazione naturale, l'acquisizione e la valorizzazione dell'immobile nei pressi della spiaggia Conigli, per parlare della ex casa di Modugno, per realizzarvi il centro per la conservazione e la fruizione della biodiversità insulare del Mediterraneo. Il governo Meloni ha valutato positivamente i nostri progetti, ha commentato l'assessore all'ambiente Giusy Savarino, e a breve con queste risorse potremo dare attuazione, coinvolgendo gli enti gestori, a quanto previsto in fase progettuale. È un percorso avviato che ci permetterà di riqualificare, implementare e tutelare ancora meglio i siti individuati, tra tutti l'acquisizione al patrimonio regionale della casa di Domenico Modugno nella spiaggia dei Conigli a Lampedusa, dove nascerà per l'appunto il centro per la biodiversità del Mediterraneo e la bonifica di un'area nelle saline di Priolo, tornate a essere habitat di nidificazione dei fenicotteri rosa, esempio di resilienza ai margini di un grande polo industriale. Priorità per il governo Schifani che finalmente potranno essere realizzate. A seguito dell'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MASE, nei prossimi mesi il Ministero stipulerà uno specifico accordo con la Regione Siciliana tramite l'assessorato del territorio e dell'ambiente per definire le procedure di attuazione dei progetti.